virgolette. Questo ci dà naturalmente un motivo per collegarci con Vittorio Sanna, il collega giornalista che ha invece realizzato un volume che parla proprio dei nostri campioni, dei nostri atleti verso le Olimpiadi, chi andrà e chi c'è stato. Vittorio Sanna, buongiorno. Buongiorno, ben trovata. Sì, E ti soprattutto chiediamo subito, esatto, naturalmente insomma l'idea di mettere insieme tutti questi atleti, da dove nasce? Nasce da un vecchio seminario che avevo fatto che si intitolava Sport e Identità, in cui si parlava di valori identitari appunto, di valori sportivi messi insieme e la loro validità nell'ambito della società, come in effetti voluto fin dall'inizio da chi ha introdotto i valori olimpici nella società moderna, cioè da Thomas Arnold, che in particolare iniziò a far fare sport all'interno dei college per provare quei valori che poi servono all'interno della società, e sono i valori di programmazione, di sacrificio, di sapersi superare giorno per giorno. E nell'anno in cui si celebrava il Cagliari ho pensato che era utile rispolverare anche vecchi concetti, vecchi valori, perché comunque sia lo sport minore molte volte è visto una volta ogni 4 anni, e invece ci sono tantissimi sportivi che meritano attenzione per lo spirito di sacrificio, per quello che fanno. Francesca porta il nome della Sardegna, Francesca De Ida, in giro per il mondo già dalla scorsa Olimpiade, e come lei abbiamo scoperto 88 tra olimpionici e paralimpici che in passato, perché poi quelli del futuro magari li inseriremo in un aggiornamento, così come quelli che scopriremo ancora, perché il lavoro di ricerca non è stato affatto facile. Nelle cronache non trovavi tutti gli olimpionici che vi hanno partecipato, e peraltro c'è qualche olimpionico che non ha partecipato con la maglia azzurra, ma ha partecipato da emigrato, ad esempio con la maglia della Germania. Quindi è stato un lavoro di ricerca, e questo fa parte dell'altro mio lavoro, quello da insegnante, un lavoro appunto di spolverare vecchi valori educativi anche a livello sociale, e contemporaneamente ridare luce a quelli che sono sportivi che questa luce non l'hanno avuta forse nel giusto modo in passato, ed è invece meglio che ce li ricordiamo, perché lo sport vero è lo sport fatto di pochi soldi e di tanti sacrifici. Ecco Vittorio, ti possiamo chiedere se c'è qualche storia tra le tante raccolte che ti ha appassionato più di altre o che comunque ti ha lasciato un segno? Ma devo dire che il segno che mi ha lasciato in particolare sono tutte le storie dei paralimpici, che a differenza dei, chiamiamoli normodotati, hanno dovuto superare qualcosa di più rispetto ai normodotati stessi. Cioè, quando noi partiamo allo sport e a superarsi giorno per giorno con gli allenamenti, chiaramente uno sportivo che non ha nessun tipo di impedimento, chi fa questi sacrifici li fa con grande dedizione e abnegazione. Questa cosa poi trasferita ai paralimpici si eleva a potenza, perché chiaramente lì ci sono dei limiti che sono oggettivi, che sono evidenti, e malgrado questo loro hanno combattuto anche psicologicamente contro quello che era un problema che ti portava a essere diverso nella società, e che invece hanno superato con una grande forza d'animo, oltre che spirito di sacrificio. Quindi tutte le storie dei paralimpici, anche scorgendo il motivo, il come sono arrivati poi a diventare paralimpici, cioè incidenti stradali o banalità. Molte volte mi viene in mente la storia di Carmelo Adalis, che praticamente diventò tetraplegico in seguito a un tuffo nel Rio Manno, e poi con tutta la mala sanità che ne deriva. Cioè, sono storie che ti fanno capire che lo sport è dentro la società, e che dentro la società ci sono 1000 esempi che noi dobbiamo porgere ai nostri ragazzi, alle nostre nuove generazioni, per capire che oltre ogni limite si può andare con grande dedizione e con grande forza. E lo sport normale, tra virgolette, quello del non facile successo, è quello che secondo me dà più esempi rispetto agli sport che stanno cercando addirittura di disorientare la gente, perché lo sport non è diventare ricchi facilmente, non è Assolutamente. gloria e successo, ma ripeto, è mettersi in discussione ogni giorno e cercare ogni giorno di trovare un obiettivo in più. Grazie Vittorio, ti dobbiamo salutare. Grazie davvero per essere stato Grazie a con noi voi. e ci salutiamo.
Dall'estate di Montebrama fino agli olimpionici e ai paralimpici di oggi, un viaggio nel mondo, nelle civiltà, nel tempo, per scoprire quali eroi si nascondevano dietro quelle statue che un po' dappertutto venivano poi erette a simboli di quella civiltà, a modelli, a campioni da imitare per le nuove generazioni.